Eccoci qua, signori, per un'altra serata eccezionale di tutti insieme. Questa sera siamo alla trattoria cucina casalinga da Rocco e Gabriella. Noi ci siamo stati, abbiamo mangiato divinamente, è veramente una favola. Abbiamo mangiato lumache e pesce che, come si mangiano qua, non si mangia da nessuna parte. Adesso noi entriamo e abbiamo questa sera 3 concorrenti, signori, che sono la fine del mondo. Io penso che nelle 4 puntate che abbiamo fatto fino adesso non abbiamo mai visto dei concorrenti così. Entriamo, salutiamo i nostri concorrenti e soprattutto salutiamo i gestori, delle persone di Rocco e Gabriella, ai quali io vorrei dedicare un bellissimo applauso. Un bel applauso, padrona, e si vede che è la padrona, c'ha la faccia della padrona, vero? C'ha la faccia della padrona, sì. E soprattutto c'ha anche la faccia della padrona. La signora Agnese è la moglie del signor Rocco. Tanto tempo che è sposata con il signor Rocco? 36 anni. Tanti o pochi? Fai dire sempre pochi. Per lui? Non si sa. Allora entriamo, ecco il signor Rocco. Il signor Rocco è una persona squisita perché dovete capire che è un po' difficile far entrare degli sconosciuti in un locale, dargli il locale e assecondarli come abbiamo fatto noi. Noi abbiamo creato un po' di problemi, senza dubbio. Comunque il signor Rocco è veramente un ospite squisito. Signor Rocco, ma grazie. Comunque possiamo dirlo. Noi purtroppo non andiamo alla diretta, visto i pochi mezzi che abbiamo e soprattutto perché abbiamo il tempo di montare, però fra 2 giorni, oggi è il 12 maggio, fra 2 giorni noi siamo su TNC Centro Delta e a questo punto, signori, consigli per gli acquisti. Il suo autore come si chiama? Walter. O Walter. Italiano, no italiano? No? E dove mamma qua non vestiremo qua o prima? Attacca qua su. Vicino al posto della cucina. È già stata signora Patrizia, facciamo la ripresa della signora Patrizia. Anche la signora ora? Sì, la signora non abbiamo ancora fatto. Dai Patrizia. Spero che. Non capire. Ascolta, tu fai io so il trucco anche siamo entrati, questo qua è il ristorante, l'ho detto prima, qua si mangia divinamente, poi abbiamo la presenza di un artista che si chiama il signor Walter che ci farà una cosa veloce, via, Carnevale di Venezia? Ah sì. Vai. Vai, vai! Siamo in vento, ma ci sembra di essere in Romagna! Vai! Penso sia il principe e la regina del focolare. No. Quasi? Quasi, io mamma. La signora Agnese abbiamo stabilito che la cuoca brava, lei però sicuramente è che dà una la K. cucina. La K? Cucina e sala un po'. E contabilità anche? No, il fratello. Ostia, Patrizia. Ecco la signora Patrizia. Facciamo un applauso a questi gestori. E poi abbiamo il fratello che dietro forse è un po' timido. Forse un po' timido, prego, si accomodi. Ecco. Non sono timido per niente, no. Non è timido? No. Ecco, questa qua è la famiglia. E adesso, signori, entriamo nel bar e andiamo nel clou della serata, al nostro spettacolo con premi. Poi c'è l'altro signore. Che ho trovato dopo l'altro signore? Sì. Ormai chiamiamo il signor Val. Sarebbe colmo che non si vedesse qua. Ho fatto lo spettacolo qua. Bravo Francesco. Attenzione il filo, 3,50 più le prove. Sì, Forse la causa del dall'altra parte, Fiorisi? Dall'altra parte.
Passa pure dall'altra parte. Pettina, pettina. Niente, io che ti inviti qua una buona cena, una sia buona. Oddio. Tutto viene fuori tutto. Sì, 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 tre quarti, ottimo, dai. Eliminiamo il pavimento e i fili. Ed ecco il momento clou, signori. Siamo ancora TNC Centro Delta. Buona, onesta, con pochi mezzi, ma brava. Allora, signori, questa sera il gioco è sponsorizzato da American Star Line, che è l'unico che ha tirato fuori moneta per noi, con la Sant'Andrea, che è una loro linea, e la G dei Faro, più famosa, che è in tutti i migliori negozi, signori. Mi raccomando, comprate questi prodotti qua, altrimenti ci tagliano i liberi, signori. Noi già trasmettiamo in maniera precaria, comunque onesti, bravi, un applauso a noi. Allora, abbiamo il nostro sponsor. Io voglio poi ripetere ancora: Trattoria Cucina Casalinga da Rocco e Gabriella. Li abbiamo conosciuti, io consiglio a tutti di venire. Chiuso il lunedì, mi raccomando, il lunedì. Veloce. Sì. Quante donazioni ha? È già, allora tagliamo da qui. No, facciamo venire qua, viene qua, poi diciamo che assistente tessile, a Bobolenta. Allora abbiamo parlato del nostro sponsor, la American Star Line, con G di Faro e Sant'Andrea, e voglio ancora ripetere un grazie alla Trattoria Casalinga da Rocco e Gabriella, specialità pesce e soprattutto lumache. Buone, eh? Allora abbiamo primo concorrente, che è il signor Alfio, assistente tessile a Bobolenta. Lei è il signor? Ruzzon Alfio. Ruzzon Alfio, abita qua vicino? Sì, un po' distante. Ho capito. E lei mi diceva prima che è un donatore di sangue? Sì, sono donatore di sangue, ho superato la medaglia d'argento e vado inoltrandomi per quella d'oro. Però, che sono 50 donazioni? Sì, per quella d'oro sono 50 donazioni. Mentre d'argento è? 25. Complimenti. Buono. Un applausino, perché è una cosa incombiabile, signori. Se ci fosse più gente che dona sangue, le cose andrebbero meglio. Il signor Alfio mi diceva prima che domenica c'è? Sì, domenica in questa trattoria c'è la festa Avis, cioè il pranzo. Prima si fa la festa sociale con un incontro al Palazzo Papa Fava, dopodiché, dopo questi lavori e la Santa Messa, si viene a pranzo qui in questa trattoria da Rocco e Gabriella Lazzarini. Sei venuto a mangiare qua? Sì, si mangia bene? Tutti gli anni quasi, sì, io vengo anche più spesso di tutti gli anni, in altre occasioni ovviamente. Sì, il mangiare è squisito. Ho capito. Benissimo, l'altro concorrente, signori, è un altro personaggio, sicuramente è un signore che piacerà. È il signor Drago Francesco, agricoltore in Arre. Allora, signor Francesco, lei abita qua? Sì, Arre. Ad Arre. Arre quanti abitanti fa? Quasi 2000. 2000, caspita. Ci sono fabbriche, ci sono più agricoltori? Sì, c'è agricoltori, più c'è qualche fabbrica, qualche più che altro c'è qualche bara che fa mangiare molto bene. Qualche buona trattoria? Sì, benissimo, anzi. Io vorrei chiedere una cosa solo, perché ho visto che prima era un po' perplesso. Del nostro visagista, il signor Fiorigini. O Fiorigini, cosa ne pensa? Beh, Bravo? C'è il topo d'artista? sì, abbastanza. È bravo, eh? Vai Fiorigini! Allora signori, abbiamo le prime domande di questo qui. Attenzione, c'è una piccola clausola. Lei dovrà dire Din e lei dovrà dire Dan quando sa domanda. Insindacabile il nostro assistente di studio Adriano, che tra l'altro è anche cantante, prestigiatore, questa sera un po' showman, questa sera un pochino poco appariscente, però è veramente un artista. Allora, la prima domanda, abbiamo detto Din e Dan. Dan e Din, come la campana. Chi ha scoperto l'America? Din? Oggi è stato? Cristoforo Colombo ovviamente. Questa qua è una domanda iniziale, non si sa l'altra. Un punto. Allora, chi ha inventato
l'uomo di Colombo. No, dica no. È un bel applauso! Allora, Caster era una lavatrice. Caster che lavatrice. Un generale o un atlante? Di? Un generale. Un bel applauso. Attenzione, Allora, questa qua è difficile perché tutti... Questa qua tutti sono convinto che credono di saperla. Allora, Geronimo, conoscete Geronimo? Era il fratello di Albano, il cognato di Romina o lo zio di Elenia Carrisi? Il fratello di Romina? No, non c'è una domanda qua! Il fratello di Albano, può ancora rispondere lei? Il fratello di Albano, il cognato di Romina o lo zio di Elenia Carrisi, che è la figlia di Romina Albano? Occhio. Di Romina È il fratello? È il fratello di Albano! Che cantava Zingari si nasce! Zingari si nasce! Poi facciamo un piccolo break pubblicitario. Attenzione, vale più un etto o 1000 grammi? Di 1000 grammi ovviamente. Bravo. Signor Francesco, agricoltore dovrebbe avere il peso sulla mano, lei dovrebbe prendere, non so, un chilo di terra, questo qua è un chilo. Oh, no. Sa occhio per questo? Non vedo differenze. Ah, sì. Attenzione, siamo 3-1. Occhio. Chi è il fratello di mio zio? Papà. Dico dai. È mio zio, sì. È un bel applauso! Oh, sta rimontando, Attenzione che sta rimontando. Allora, chi è il mio cognato? Di. Mia sorella? No. Lei può... Mia moglie, il fratello della moglie ovviamente. Il mio cognato è Andrea! Allora, siamo nel clima giusto, attenzione, chi è il papà del nonno di mio figlio? Non è un nome questa volta, il papà del nonno di mio figlio. Io socio. No, occhio. Il mio figlio è il papà del nonno? No? Poi era tanto lui, no? Allora, chi è il papà del nonno di mio figlio? Attenzione, non suggerite. C'è quel signore lì col baffo, che la camera pregherei far vedere. Fai... Dica lei. Facciamo intervenire uno fuori. Allora, chi è il papà del nonno? Pubblicitario, ricordando, e poi andiamo alla domanda dello spareggio, dove non più domande ma una prova di abilità. Questo è il nostro pubblico, signori. Abbiamo veramente un grosso pubblico questa sera. Il nostro artista, il signor Adriano, voleva fare un jingle, lui è specialista in jingle, forse che nessuno ci crede, ma chi ha inventato Porò Pompero, il suo non è lui. Comunque lui voleva fare un jingle, vai prendi la chitarra, per favore prendi la chitarra. Dai, devi imitare qualcuno. Se c'è la prova di abilità c'è da imitare. Allora no. Vuoi fare la brava, non c'è problema. Allora dopo con tutti questi sponsor qua beviamo un whisky. Un portelli. Facciamo qua, questo signore, facciamo l'idolo.
solo quel... Io, vedi questo guardare. Che gli fai? Vieni porca madonna. Allora, il nostro break è finito. Noi abbiamo scoperto dei talenti qua, abbiamo dei suonatori, lui sono così. Comunque degli ottimi cantanti che vogliono cantare in coro. Vorrebbero cantare una canzone improvvisata al momento che è dedicata ad Arne, Vai Adriano. Facciamo, allora, improvvisiamo la canzone sul paese mio che stai sulla collina, non so se lo ricordate. E la dedichiamo a Arne, va bene? Via. Paese che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono un applauso a Darne! Che sarà della mia vita, chi lo sa? L'ho partito, forse niente, ma domani si vedrà. Che sarà, che sarà, che sarà. Bravo Renzo, bravo! Che C'è un po' tutto adesso. Va sull'angolo. quando non lo so, ma sono vai Arne, vai Arne! Che sarà della mia vita, chi lo sa? Ma sono la chitarra se la notte piangerò. Un bel applauso, bravissimi, bravissimi! Però c'è una cosa da dire. Il signor Rocco gioca. Vi è piaciuta la canzone, signor Rocco? Signor Rocco, sei a posto? Tutto a posto? Mi raccomando? Io o lei? Ma siete stati tutti bravissimi, eh? Facciamo cantare qualcuno. Se qualcuno vuole cantare, visto che qua noi ci... Scagliolanti! Gli scaglionati, nessun problema, possiamo fare anche gli scaglionati. A mezzanotte il mondo, il signor Walter, sono gli scaglionati di là, sono gli scaglionati di là, volta e rivolta, e dalla rivolta, siamo gli scaglionati di là, andiamo a gli scaglionati veri, sono tutti ingannato, hanno ingannato la bionda la lila, hanno ingannato la bionda la lila, volta e rivolta, e dalla rivolta, siamo gli scaglionati la lila, andiamo a lavorare. Hanno ingannato la mola la lila la, per un bacino d'amore, e a curva, e di una compagnia lì! Lei come si chiama? Arrigo! Io sono sicuro, io non lo conosco questo signore, ma sono sicuro che il signor Arrigo lo fa da solo senza il chitarrista, perché il chitarrista è... lo fa da solo, io sono sicuro che lei è capace di farlo. Mi fa Granada. Lui sa che ferma,
Granata terra di... Non so, Appunto, perché lui ha la voce da tenore, c'è la voce da tenore, sa? Solo che No, non si so C'è una canzone che c'è, una canzone che proprio si impolpa bene, dai. solo Dopo se fai, uno, In alto, non frontali, anche laterali. aspetta che è tutta una scoperta. Signori, dopo aver sentito il signor col baffo, come si chiama? Ecco. È anche un donatore e soprattutto è un tenore, mezzo tenore com'è? Tenorino che suonerà e canterà Granada, brevissimo, fino al momento della fuga. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de melancolía, mi cantar flor de melancolía, y yo te vuelvo a dar. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres. E finalmente siamo arrivati al gran finale. Il signor Francesco e il signor Alfio sono a pari merito. Adesso solo tre, e dico tre. Signor Francesco, lei mi guarda e sa cosa l'aspetta, eh? 3 prove di abilità potranno decidere la vittoria di uno di questi due signori. Allora, signor Francesco, prego. Signor François, attenzione, non per pesticida. E il signor Alfio alla mia destra. Allora, come prima prova, e ti prego di darmi un bicchiere d'acqua. Allora, lei dovrà cantare in questa maniera. La canzone preferita sua qual è? Beh, Una che conosce bene, bene, bene. Celentano. Allora lei mi imiterà che Celentano no? Allora, io voglio da lei una carezza e un pugno, la sa questa? Io la mano, lo odiamo, la mano, Io la mano lo vediamo, non so, 24 di maggio. 24 di avanti va benissimo, però lei la dovrà cantare in questa maniera. Con l'acqua. Con l'acqua dentro, mi raccomando. Poi fatto col vino, un bicchiere di vino che il signor Francesco preferisce. Un bicchiere di vino che il signor Francesco preferisce. No, vabbè questa, vabbè anche l'acqua. Signor Alfio, lei preferenza whisky, acqua va bene? Allora, voi con l'applauso deciderete chi tra i due farà meglio. Ecco, allora, Attenzione, il signor Francesco adesso non so che sia capace di... come la vita, lei dovrà bere, tenersi un po' d'acqua qui, poi... Faccio? Già ride, attenzione, mettetevi dei sopravviti, guardate, qualche ombrello. Qualche ombrello, Non faccio bene, non vale. Sei devo un pochino solo. Dai, Chico, vai. Giù, la testa, 1, 2, 3, vai. Corretti qua. Scusa Leandro, la prova qualche signore. Adesso, questo qua molto non buono, vediamo se il signor Alfio dopo ricordatevi che poi facciamo la prova. Lei che canzone vuoi fare? Con la granata? Se viene fuori bene la granata, vuoi d'accordo? Vai, poi ce l'ho che sopravviti davanti, ombrelli. A 3, 1, 2, 3. Ho 24.000 facci! Allora, però non ci avevo notato. Lei ha bleffato. Un pochino. Vediamo. Attenzione. Allora voi a chi fate un applauso di più?
Allora, signor Francesco, allora, Applauso per il la regola è questa. Chi applaude per uno non può applaudire per l'altro, mi raccomando. Quindi, se uno applaude per Francesco non può applaudire per Alfio. Vai, per il signor Francesco. Francesco, ma dopo. Attenzione. Il nostro cameraman ha trovato qualche personaggio probabilmente giusto? Ci siamo? Mi raccomando il signor Alfio. Signor Alfio, un applauso per chi crede che il signor Alfio abbia cantato un po' meno peggio. Al signor Alfio un bel applauso. Insindacabile giudizio è il nostro assistente di regia. E il signor Francesco, signor Alfio mi dispiace, non ce ne voglia, lui è... Quando c'è un arbitro che ha dei problemi, cosa si dice? Arbitro cornuto! Ma questo si deve dire allo stadio però. Guarda qua delle volte, Allora, il signor Francesco ha un punto. Altra prova di abilità. Questa volta dovrete imitare, se non la voce, perlomeno le mosse di Adriano Celentano. Prima il signor Francesco. Prego. Siamo 24.000 baci che... 24.000 baci! È un bel applauso questo qua! Glielo facciamo! Adesso tocca a lei. Se lei anche riesce a imitare la voce, forse ha qualche chance in più. Senza voce? Vuole che canta qua dovete, signori, guardare bene, è una cosa da addetti ai lavori. Avevo imitato giusto. Il signor Francesco sportivamente l'applaude. Allora vediamo il vostro applauso a chi darà l'applauso. Io vorrei sottolineare che il signor Alfio ha fatto una bella cosa, cioè è stato meno visivo, però lei non può, lei sopra l'ingiustizia, lei non può, le ripeto che se vuoi in onda lei non può dare l'applauso per il signor Alfio! Dice il signor Alfio. Attenzione, adesso siamo nel gran finale. Io gradirei da voi la massima attenzione. Voi Panino con un panino la felicità. la felicità. Bicchiere di vino con un panino la felicità. Fare due passi insieme la felicità. Un bel applauso! Ancora. Secondo me hanno vinto entrambi e adesso la fortuna darà ragione a uno dei due signori. Sono stati simpaticissimi. Io torno a ripetere un grazie al signor Rocco e tutto il suo staff. E adesso vorrei far scegliere le 3 buste. Noi non siamo che nelle 5, non abbiamo i miliardi, ma comunque io penso che per voi sia stato un piacere stare con noi. Fra un po' di giorni vi vedrete sulla nostra emittente, speriamo che qua da voi si veda, siano proprio benissimo, benino, e cercheremo di ampliare le nostre potenze. Il nostro sponsor American Star Line, che spero si mantenga in salute perché è l'unico che caccia moneta, la J di Faro e la Sant'Andrea vi salutano. Allora, questa è la busta numero 3, è sempre utile. Attenzione, può essere utile la numero 2, farà contento qualcuno la numero 3, anzi la numero 1, scusate. Pari e dispari che sceglie per primo. Lei cosa dice? Pari. Al centro? Pari. Alle bombe del canotto, fate voi parlare, le bombe del canotto. Alle bombe del canotto che fa bim bom. 4 pari, Vito lui. Lei cosa sceglie? La busta numero? La numero 1. Mettiamo in parte, vai. Farà contento qualcuno e mettiamo là. Lei ha scelto per... Lei può scegliere tra può essere utile e è sempre utile.
La 3 è sempre utile. Allora, questa qua, signori, secondo me, conoscendo la ricchezza del nostro studio, era il premio più bello. Può essere utile, per favore tira fuori il contenuto. Vuole fare il cambio? Vuole fare il cambio? A questo momento interviene il nostro... Sì, faccio cambio. Prendo lo sì. Mi ha fregato. È una fregata. Si è fregato, il dialetto nostro è una fregata. Cioè lei aveva la busta numero 1. No, avevo la numero 3. È il numero 3. Vuoi tornare indietro? No, resto con 5.000 lire e torno indietro. No, resto con questa. Ne do 10. Resto con questa. Apriamo la busta. Apriamo, voi dite cambiamo o apriamo? Apriamo? Lei è convinto? Apriamo, può essere utile? Attenzione, forse lei ha vinto il nostro top. Ed è utilissimo, un bel gettone! Un bel applauso! Adesso c'è. Lei ha scelto, farà contento qualcuno. Io ho un sospetto che lei sia uno che ha del giro. Ho un sospetto, Beh, ma io la tengo. È sicuro? Guardi che questo è sempre utile. Potrebbe esserle utile, secondo me, ci sono i ticket in questo momento qua. Questo qua, questo qua, anche se ci sono i tickets, questo qua è utile. Sicuro, lei butta via la fortuna? Signori, voi cosa dovreste fare? Bravo, apri questa per favore. Vi faccio una proposta. 5.000 lire un accendino. Tanto non fumo. Lei è proprio convinto? Apriamo? È sicuro? No, la numero 1. Allora, è sempre utile. Apri la busta, è sempre utile prima. Ah, giusto. Così. Allora io, in momenti di ticket, plurale, avrei scelto questo, perché all'ospedale, signore e signori, è sempre utile un bel santino! Lei ha scelto il premio più bello, caro signore. E lei ha scelto, visto la pochezza del nostro... Scusate, il signore ha scelto il premio. Lui l'ha già letto, lui sa già cos'è. American Style System, Jeremy Farrow, 63, regalano a questo signore una camicia. Una bella camicia! Ecco qua, lo spero di qualcuno al quale regalava? Regalava moglie. Ma è sposato lei? Io ero convinto che lei non fosse sposata. Io ero convinto che lei ce l'ha in giro però. Primo imita Celentano e Celentano c'ha il giro. Poi imita Albano non c'ha il giro ma c'ha 4 figli. Penso che se va contro figli sia sue. Sì, ma quindi si sa fare probabilmente il buon Albano Carrisi. Comunque io sono contento di essere stato con voi. Io voglio ricordare per l'ultima volta Rocco, il suo staff, la signora Agnese, la signora Gabriella, la signora Patrizia, io penso anche ci sia il marito, tirate giù, e noi abbiamo finito signori, siamo stati contentissimi di essere ad Arre, in questo ridente paesello, penso di 1000 abitanti, con questo meraviglioso staff tecnico, la signora Agnese, il figlio che non mi ricordo il nome, la signora Luciano, il signor figlio Luciano, la signora Patrizia, la signora Gabriella, 2 clienti e amici del locale che danno una bella immagine di questo locale, il signor Rocco che spero abbia vinto, perché si è perso per giunta che anche il gestore sarebbe un problema. Sono in vincita. È in vincita, un piacere, tutto il pubblico al quale l'assistente manipolatore soldate fam un po' solo. Grazie a tutti i tecnici. Abbiamo Fiorencino, il nostro messaggista, il nostro regista Dennis e il nostro cameraman al quale facciamo un applauso. Nerino, signori, grazie, ci vediamo a TAF e soprattutto la nostra televisione TNC Centro Delta.
Grazie, buonasera.